Pesce cotto e birra crua non è un proverbio, ma il binomio che lega la tradizione del buon pesce di qualità alla birra artigianale. Fish and Beer, in Viale Venezia 8 a Sottomarina, ha rinnovato il suo negozio di specialità alimentari e ha riaperto all'insegna della qualità e del gourmet. Il pesce migliore anche cotto, le migliori prelibatezze culinarie e i migliori abbinamenti con le birre artigianali li trovi solo da Fish and Beer in Viale Venezia 8 a Sottomarina. Telefono 335 84 17 387. Arriva a stretto giro di posta la sentenza del Tribunale amministrativo regionale relativa al ricorso presentato da Maurizio e Stefania Biziato, titolari dell'impresa Stema in via San Marco a Sottomarina, nei confronti dell'immobile adiacente, un edificio storico del Novecento in via di demolizione e rifacimento a cura dell'impresa moglianese Living Immobiliare. Il TAR, con sentenza numero 331 a repertorio del presente anno, sospende fino al prossimo 13 maggio il permesso di costruire in capo alla società soprannominata, ad eccezione delle opere interne ai locali già realizzati. Il provvedimento dei giudici amministrativi rimette le parti alla Camera di Consiglio, che avrà luogo proprio tra un mese, durante la quale sarà trattato a livello collegiale l'incidente cautelare. Nelle motivazioni l'organo di giustizia considera i Biziato legittimati al ricorso, in quanto confinanti per via del pregiudizio grave derivante dall'attività edificatoria in corso, è destinato a incrementarsi e consolidarsi con la prosecuzione della stessa. Ricorrono quindi, secondo il TAR, i presupposti di gravità e urgenza per non dover attendere la discussione in Camera di Consiglio e sospendere quindi il permesso concesso dal Comune di Chioggia l'8 maggio 2020. Nel ricorso, i titolari della Stema avevano rilevato, previa perizia dell'ingegner Pier Domenico Pregnolato, irregolarità di carattere civilistico e forse anche penalistico nell'intervento denominato Ca della Mora. Tra gli aspetti in discussione figurano ampliamenti indebiti, misure e rilievi errati, ricorsi al piano casa senza che fossero possibili. La nostra missione è promuovere l'innovazione integrando tecnologie virtuali e infrastrutture fisiche per realizzare smart city basati sull'efficienza energetica e la tutela delle risorse idriche. Visita il nostro sito www.ideasrl.it/. Importante sentenza del TAR del Veneto che nei giorni scorsi ha intimato al Ministero per lo Sviluppo Economico di quantificare l'indennizzo nei confronti della società Costa Bioenergie, titolare del deposito di GPL in Val d'Ario a Chioggia, la cui entrata in funzione era stata bloccata dal governo Conte tramite il decreto agosto, in quanto ubicato nella laguna di Venezia protetta dall'UNESCO. Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso dell'impresa di Fidenza contro il comportamento ministeriale, definito di silenzio in adempimento. Ora il Ministero dovrà predisporre un apposito decreto per stabilire i criteri di commisurazione dell'indennizzo specifico, individuando le singole strutture messe fuori causa e le autorizzazioni che ne hanno consentito la costruzione. I giudici Pasi, Rinaldi e Amorizzo hanno stabilito altresì che, qualora Roma fosse inadempiente, l'azienda di idrocarburi potrà chiedere la nomina di un commissario ad acta. Nel frattempo prosegue l'iniziativa giudiziale da parte di Costa Bioenergie, volta alla dichiarazione di incostituzionalità del decreto agosto, nelle parti che bloccano l'impianto di Val d'Ario. Diversi sarebbero i profili critici, dalla violazione della tutela dell'affidamento alla norma ad aziendam, quindi non generale, fino alla contraddizione rispetto al provvedimento autorizzativo Omnibus, rilasciato dallo stesso Ministero nel 2015. Pescheria Cam vi aspetta sempre con gli orari tradizionali dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 9 alle 12, al pomeriggio dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12:30. Gli esperti operatori della Pescheria Cam sono a disposizione per offrire il meglio del prodotto adriatico e di importazione, con la consueta garanzia di convenienza e qualità. Pescheria Cam, con sede all'Isola Saloni di Chioggia, lavora su ordinazione e prenotazione al numero 041 55 33 591. Una storia di riscatto e redenzione sfiora la cronaca di Chioggia, ma investe soprattutto quella delle produzioni cinematografiche. Quasi 6 anni fa, il 15 giugno 2015, un giovane padovano di allora 20 anni aveva rapinato alla luce del giorno il distributore al chilometro 95 della Romea,
in località Valli. Il bottino fu di ben 13.000 euro, ottenuti brandendo una falsa pistola a salve e minacciando il benzinaio nel suo ufficio. Il ladro in passamontagna si era allontanato a piedi lungo la Romea, ma a seguito di una segnalazione era stato arrestato da una pattuglia dei carabinieri, conoscendo anche il carcere veneziano di Santa Maria Maggiore e gli arresti domiciliari per 2 anni. Il giovane, Giuseppe Davide Secche, oggi ha 25 anni. Nato e cresciuto a Pontevigo d'Arzere da una famiglia di immigrati congolesi, entrambi lavoratori, la madre come cuoca e il padre magazziniere, Giuseppe aveva comunque deviato verso la malavita già in età adolescenziale, preso dalla brama di guadagno facile quanto pericoloso. Proprio in carcere si avvicina al rap e una volta uscito pubblica i suoi primi brani con lo pseudonimo di Drugs. L'album si chiama Rebirth, Rinascita, quella che gli viene offerta dal lavoro di magazziniere, lo stesso del padre. I brani fanno parlare di sé finché non arriva anche per il 25enne ex malavitoso la grande opportunità: partecipare come attore protagonista alle riprese del telefilm Zero, in onda in questi giorni su Netflix. Giuseppe Secche si trasferisce a Milano per affrontare il suo primo ruolo importante davanti alla macchina da presa. Ora il suo volto è noto ai tanti telespettatori della piattaforma e finalmente per buoni motivi. Segno che le seconde possibilità bisogna saperle cogliere e farne tesoro, anche chiedendo scusa, come ha fatto Secche di Drugs nel disco dedicato alla madre per i dispiaceri che le aveva arrecato. Non rinunciare ai rinomati galletti di Befed. Nel weekend chiama allo 041 52 28 088 o contattaci in Facebook al 339 20 74 632 e li riceverai direttamente a casa tua dalle ore 18.30 alle 21.30 del sabato e della domenica. Consegniamo a domicilio i nostri prestigiosi galletti targati Befed. Dopo 89 anni, a Venezia chiude anche la scuola paritaria dell'infanzia Santa Dorotea. Mancano le insegnanti religiose, aumentano le spese, ma soprattutto sono le iscrizioni a calare inesorabilmente. È l'altra faccia dello spopolamento della città, sempre meno abitata e più anziana. Questa settimana è stata raggiunta la soglia psicologica dei 50.000 veneziani nella città d'acqua. Se nel 2003 l'istituto aveva già dovuto chiudere la scuola primaria, il trend negativo è proseguito costantemente nel tempo, parallelamente al calo demografico fino all'inevitabile epilogo che a giugno vedrà Venezia perdere un altro punto di riferimento. Prima della pandemia erano una 50 i bambini iscritti alla Santa Dorotea, ridotti a 35 all'avvio dell'ultimo anno scolastico. Troppo pochi per rendere ancora sostenibile l'apertura della scuola paritaria, nonostante la relativa popolosità del sestiere di Cannareggio in cui si trova la struttura, il più abitato dell'isola. Un'altra tegola che si abbatte anche sui genitori degli ultimi iscritti alla scuola, fondata nel 1932 e inserita nella tradizione delle suore maestre di Santa Dorotea del beato Luca Passi, dopo un anno quanto mai travagliato a causa della pandemia. Saranno costretti a trovare una nuova collocazione per i propri figli, in un momento in cui anche le scuole dell'infanzia comunali attraversano grandi difficoltà. Ma il problema di fondo della denatalità rimane e di soluzioni all'orizzonte non se ne vedono. Ogni anno il saldo negativo tra i bambini che terminano il ciclo scolastico e quelli che entrano è dell'8%, mentre Venezia perde circa 3 abitanti al giorno. Uno stillicidio destinato a intaccare sempre più i servizi per la cittadinanza rimasta. L'appuntamento di culto con la pizza sottomarina torna finalmente a incontrare i suoi tantissimi affezionati e ad accoglierne di nuovi. La pizzeria da Leo in via Padova 1 è aperta tutti i giorni dalle 17 anche su ordinazione. Contatta quindi il numero 041 55 40 550 dalle ore 16 e prenota la tua pizza preferita.